Avevano persino una raccolta di filmati pedopornografici in DVD catalogati meticolosamente e archiviati in raccoglitori, una collezione dell'orrore sequestrata assieme a una grande quantità di materiale pedopornografico dalla Polizia Postale del Veneto, che al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online ha tratto in arresto 6 persone per diffusione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico nel corso dell'esecuzione di 7 perquisizioni in tutta la regione Veneto, un'operazione nata dall'attività quotidiana di monitoraggio della rete che la Polizia Postale svolge attraverso le sue centrali operative. È stata chiamata Custodia Prospes ed ha avuto origine da alcune segnalazioni di attività illecite su piattaforme di scambio di file. Le perquisizioni hanno interessato praticamente tutte le province venete, con l'esclusione di Treviso, mentre a Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza, Padova e Verona sono stati trovati computer ancora accesi e collegati alla rete mentre stavano scaricando e condividendo file illeciti. Tutte le persone arrestate, di varie estrazioni sociali e tutte di sesso maschile, hanno tra i 51 e i 71 anni. Per loro si sono aperte le porte del carcere, ma è probabile che l'analisi del materiale sequestrato porti a nuovi sviluppi di questa indagine che ha scoperchiato l'ennesima rete di pedopornografia che si nasconde tra le pagine del dark web in rete.